Gli scout di Palma di Montechiaro 2 hanno moderato l'incontro sulla giornata internazionale dell'ambiente, esponendo temi e argomentazioni usando il linguaggio dell'enigmistica a quello della narrazione e della tecnologia, rendendo i contenuti interessanti per tutti. Sono stati protagonisti i giovanissimi del branco Sionee del gruppo Agesci Palma di Montechiaro 2. Tra gli ospiti invitati la scienziata, geologa e ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di La Spezia, Premio Basile 2025. In collegamento dalla sede spezzina, Giovanna Lucia Piangiamore ha spiegato il nudging, ovvero la spinta gentile verso l'ambiente, esperienze di sensibilità, intelligenza ed educazione ambientale, nonché paradigma educativo necessario nelle scuole e nella società tutta. Cristina Montana, volontaria del WWF, ha sensibilizzato all'emergenza di diate di tartarughe sulle coste di Palma di Montechiaro, un evento, ha detto, che racconta il patrimonio incontaminato sotto ai nostri occhi e che siamo chiamati a tutelare. Il referente Plastic Free, Salvatore Manganello, ha confermato e consolidato il sodalizio con gli scout già da tempo sperimentato, ricordando le raccolte compiute insieme sulle spiagge e consolidando i propositi per la prevenzione, la lotta allo spreco e il riuso dei materiali. Sono stati realizzati, infatti, dei portafiori decorativi e funzionali usando gli scarti dei rifiuti rimossi dal lungomare liberato nella recente campagna che ha contato la raccolta di ben 400 kg di plastica inquinante. L'assessore all'ambiente Daniele Cacciatore e la vicepresidente di Palma Ambiente Sharon Amato hanno ricordato l'emergenza ritiro rifiuti ingombranti e l'importanza di evitare sprechi di ogni tipo, anche quelli alimentari. La cittadinanza ha risposto con una partecipazione sentita all'evento e un grande coinvolgimento nell'interazione. Il sindaco Stefano Castellino ha avallato l'importanza del tema trattato, esprimendo massima disponibilità ad accogliere le istanze dei giovani scout, dei quali ha riconosciuto lo zelo nell'aver creato l'opportunità di un momento di crescita umana per ciascuno dei presenti, che ha rappresentato un seme piantato nelle coscienze di tutti.